Regione Veneto apre il 2015 con un processo di sburocratizzazione importante. Parte infatti il nuovo catasto informatico. Questa è una procedura che renderà tutto il sistema di controllo degli impianti di riscaldamento e di raffreddamento delle case e dei condomini, tutto gestito a livello elettronico. La Confartigianato del Veneto ha organizzato prontamente un primo seminario, a cui ne seguiranno altri, che serve, attraverso i funzionari della Regione, informare tutti gli installatori di impianti del Veneto sulle novità e su come funziona questo sistema. Quali sono i vantaggi che porta tutta questa rinnovo che ha fatto la Regione? A partire dai nuovi libretti di impianto per arrivare al nuovo catasto, praticamente è come partissimo da zero. Sicuramente un vantaggio enorme c'è, cioè tutte le province del Veneto utilizzeranno lo stesso sistema e quando abbiamo capito come funziona adotteremo un sistema che sicuramente ci faciliterà il nostro lavoro. Meno burocrazia ma anche costi inferiori alla fine per i consumatori, perché c'è un po' di polemica su questo. Sicuramente meno costi per i consumatori, perché a partire dal bollino che prima aveva degli importi che un certo costo e poi cambiava da provincia a provincia, adesso è uguale per tutte le province, credo abbia costo quasi zero o poco più insomma. E va inserito e non va più, va inserito nel modulo elettronico da inviare alla Regione Veneto e saranno tutti uguali. Col catasto informatico cambiano molte cose, semplificazione e anche procedure diverse per gli installatori di impianti. Cosa cambia in questo settore? Con il catasto telematico fondamentalmente si passa dal cartaceo all'informatizzato. Per quanto riguarda il libretto, non da subito, perché comunque il libretto cartaceo dovrà essere sempre conservato a cura del responsabile di impianto, però tutte le comunicazioni relative a cambio di terzo responsabile, indirizzo, cambio di responsabile di impianto avvengono attraverso questo catasto telematico a cura del manutentore, installatore, terzo responsabile, che può registrarle senza dover spedire fax, PEC, mail. Interviene in questo libretto e lo aggiorna con i dati diciamo, del responsabile di impianto e anche dell'impianto stesso in caso di sostituzioni. Quindi diventa un archivio a disposizione dei manutentori per poter mantenere aggiornato tutto l'impianto, le informazioni relative a tutta la conduzione dell'impianto, che poi a noi serve soprattutto per poter monitorare lo stato di efficienza degli impianti termici e poter poi intervenire con incentivi per consentirci di raggiungere i contenimenti dei consumi energetici, che è l'obiettivo del piano energetico che è in discussione in questi giorni in Consiglio regionale. Possiamo parlare di un processo importante di uniformità anche delle procedure su tutto il territorio regionale? Certamente, il codice di amministrazione digitale ormai dal luglio dell'anno scorso ha previsto che tutte le comunicazioni delle imprese con la pubblica amministrazione avvengono per via telematica utilizzando applicativi telematici come il CIRCE, che è in attivo dal 2 gennaio. Inoltre semplifica anche la vita all'utente, il quale spesso perde il libretto, non lo trova più e avrà la possibilità di poter accedere al suo libretto, poterlo consultare, poterlo stampare, poterlo recuperare, poter sollecitare il manutentore ad aggiornarlo. In futuro il processo di innovazione, sburocratizzazione e telematica riguarderà anche gli utenti privati. Certo, saremo nei prossimi, penso se riusciamo entro la fine del mese o comunque prima della primavera sicuramente, rilasceremo delle funzionalità specifiche a cui potranno accedere i singoli responsabili dell'impianto, quelli individuati sulla scheda una, e quindi dal proprietario all'affittuario o l'amministratore, che potranno accedere tramite il codice del catasto e una chiave identificativa che viene stampata alla fine del libretto per poter accedere direttamente al proprio libretto e quindi visualizzare i dati inseriti dal manutentore / installatore. Sarà più semplice secondo lei? Beh, penso di sì, anche perché chiaramente ogni singolo cittadino e quindi chi usufruisce di manutenzione e installazione potrà accedere ai propri dati del libretto e vedere effettivamente cosa è stato inserito dal manutentore.